Incidente mortale nella notte lungo la statale 13 a Nervesa della Battaglia, nella Marca trevigiana, in un'auto andata a fuoco dopo che il conducente ha sbandato per l'alta velocità ed è finito in un fosso, ha perso la vita il passeggero. Il conducente, un 31enne, grazie all'aiuto di un passante, è riuscito a mettersi in salvo. Secondo una prima ricostruzione, la Yaris avrebbe sbandato a causa di un sorpasso a velocità sostenuta. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il 118 con il soccorso e i carabinieri per gli accertamenti. Nel veronese a Zimella, lungo la riva del torrente Gua, un quindicenne ha perso la vita dopo essersi tuffato in acqua con gli amici nel tardo pomeriggio di domenica verso le 18. L'allarme è scattato poco dopo quando il ragazzo, un giovane di origine nordafricana, non è più riemerso. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Cagliero con i soccorritori fluviali di Verona con gommone, le unità cinofile e i sommozzatori del nucleo regionale giunti da Venezia. Il quindicenne è stato localizzato sul fondale intorno alle 23, a circa 2 metri di profondità.